Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Fly Simulator 2020 e siamo qui per un bel volo IFR, penso l'ultimo, prima del PC nuovo che è arrivato, è pronto e cominceremo col giro del mondo. Allora, intanto la tappa di oggi è Marsiglia-Ibiza, però 42 minuti, 325 miglia, Iberia a 320. Ok, tempo previsto, pioggia. Voglio un attimo spiegare come sarà strutturato il giro del mondo. Allora, l'idea è questa, allora io spoiler faccio, cioè nel senso ci sarà uno spoiler o comunque ci sarà una pre... non so come spiegarlo, praticamente comunque ci sarà un programma dove io ogni volta vado a presentare le prime 5 tappe, nel senso, le prime 5 tappe ve le faccio vedere durante il video con l'orario di partenza per ogni tappa e dopo una volta finite le 5 ce ne saranno altre 5 così via, così da farvi capire un po' lo schema. E... sarà così, al posto di fare la scoperta video che diventano troppi dispersivo, sarà così. Allora, tipo prima tappa, Venezia-Roma, e sarà la prima, posso già fare lo spoiler della prima tappa che è Venezia-Roma. Cosa faccio? Cominciamo, prima parte del video, musichetta porno e drone e facciamo vedere bene Venezia, c'è la città di partenza, Venezia pim pum pam, una volta finito il drone andiamo con la tappa, Venezia-Roma finita. Tappa 2, Roma, questo dico a caso non è uno spoiler, Napoli. Drone su Roma, pim pum pam, e poi comincia il video. E così via, così fino alla tappa 105, non so quante saranno, ma saranno comunque tante, perché toccheremo tantissime città. E dopo ritorneremo, tipo, non so, posso fare Venezia-Roma, Roma-Napoli, da Napoli vado ad Atene, poi da Atene vado a Milano, per poi andare a Marsiglia, per poi andare a Bilbao, così, quindi sarà così. Non c'è uno schema, nel senso che se tocco una nazione posso ritoccarla anche dopo 3 video, questo non è un problema. L'importante è vedere più città possibile, che a mio gusto magari possono essere, diciamo, decisive o comunque fondamentali. E niente, così adesso col PC nuovo riprenderanno anche le live, penso che ripartirò con Aerotrack Simulator 2, sempre sul tubo, su Twitch non so, vediamo se farò qualcosa, ma penso più avanti. E niente ragazzi, questo è quanto, ormai siamo pronti, e dopo chiaramente con la casa nuova, lo studio nuovo, ci saranno anche le webcam e altri tipi di video, insomma ci sarà comunque una rivoluzione comendiana, ma questo però parliamo di novembre. Niente raga, io direi di partire, è una tappa un po' più lunga diciamo, e niente, vai PC, tieni duro che è l'ultima tappa prima della pensione e dedicarti a giochi un po' più semplici. Andiamo con le operazioni preliminari. Ok, oh, finalmente. Dovremmo farcela. E servizio bagagli. Province Ground Airbus, could you please send the baggage? Airbus baggage is on the way. Carburante non ci serve. E catering. Ok, pagina completata. Airbus, could you please send the catering truck? Airbus, the catering truck is on the road. Vediamo un attimo l'esternazzo. Ma quanto odio ste livree maledette. Siamo qua a Marsiglia. Stiamo caricando bagagli, passeggeri e tutto quello che serve, insomma. Oh, ah. Cerchiamo di fare le cose fatte bene. Perché qua lo lasciamo fare a lui, dopo ovviamente una volta finito possiamo cominciare col rollaggio, robe varie. Ok, i bagagli sono benissimo, complimenti. Guarda che bello, però fatto veramente bene, eh. La gente la percepisco qua. Catering per dare da mangiare alla gente c'è. Pagina completata. Pagina completata, perfetto. Adesso quello che possiamo fare è andare, no, non questo. Andiamo in cabina. Cos'è? Boh. Ora qua io per sicurezza lo mettiamo.
luci. Beh, atterraggio direi di no. E questo dovremmo mettere teoricamente. Aspetta che adesso si è un po' buggato. Buono, dei bagagli messi, catering anche, manca solo la gente. Un problema che a volte c'è. Ok, disconnessione. Province ground Airbus, could you please disconnect the jetway from the aircraft? Ok. Province ground Airbus E adesso le fa lui. Airbus is cleared Ok. airport as filed. Take off runway 13 left climb and maintain 6,000 feet. Departure frequency is 124.5 squawk 0413. Airbus cleared Ok, mantenere quota 6.000 Take off intanto. runway 13 left climb and maintain 6,000 feet. Departure on 124.5 Ok. squawk 0413. Airbus read back correct. E ok. Contact ground on 121.73. Province ground Airbus requesting Pushback. Vediamo dove me lo danno. Airbus pushback request accepted. Però se non ho la visuale ho bisogno però non mi hai dato dove devo farlo, se non è molto semplice. Vabbè, portami un po' dietro. Sicuramente non può essere. Facciamo una sterzata a destra. Province ground Airbus requesting pushback to steer the aircraft to the right. Ok. Airbus, your request has been transmitted to the operator. Sicuramente non può essere a sinistra. Ok. Però non ho la cosa che mi chiedete spesso, che vi ho fatto anche vedere nell'ultimo video IFR, non ho la linea blu. Airbus roller, you attend Ah, quindi mi dà adesso il rullaggio. Basta, cosa non l'ho capita. Golf 6 Charlie 6 Charlie 5 Delta 4 Charlie 3 Charlie. No, cazzo, qua. Cosa ho combinato? No. 121.73 of Apronti. Merda. Taxiing hold short runway 13 left via Illuminazione, illuminazione. 6 Charlie 5 Delta 4 Charlie 3 Charlie 2 Charlie 1 Airbus. Qua come cazzo l'ho cambiato? Non che credo. Ecco, queste sono le cose che purtroppo mi odio. Datemi un secondo. Potrebbe essere questo? No. Non capisco cosa ho cambiato, porca. Va bene, dai, andiamo avanti, perché sennò qua ci mettiamo 10 ore. Sarà è una cavolata sicuramente, però avrei voglia di volare, grazie. Dopo, quando sono in volo, lo sistema. Adesso dedichiamoci al decollo. E poi si parte col giro del mondo, non vedo l'ora, ragazzi, per avere, diciamo, delle tappe più delineate e partire, insomma, dai. Così mi diverto con il drone prima, ci vediamo la città e dopo
si fa la tappa. E faremo tappe anche di sera, ovviamente, perché in base all'orario, ecco, magari cercherò sempre di non mettere 100 tappe di sera, perché sennò non vediamo niente. Qua stiamo andando un po' veloci, però, un rullaggio un po', diciamo, non proprio tradizionale, ecco. Se devo aver cambiato, ma zio, che pippa che sono, cioè cambio le cose, non me ne rendo neanche conto. Only come proprio. Ok. Adesso il 3 settembre, ragazzi, esce un aggiornamento di 80 giga, C79, da quello che ho capito. E non ho però capito bene cosa vanno a modificare. Io penso che ci si sistemeranno. Intanto sicuramente il bug, quello che quando installi a volte ti si blocca e devi ricominciare da capo. E che spero non mi succeda sul PC nuovo, perché su quello vecchio ho avuto fortuna, spero non succeda su quello nuovo. Perché là non dipende dal PC, dipende dal culo. E dopo spero il pilota automatico, soprattutto per gli aerei piccoli e per i 747, che poi facciamo anche quello perché per il giro del mondo ci servono anche gli aerei grossi. Poi faremo anche tappe lunghe da 4-5 ore probabilmente. E dopo altre robe, chissà che magari non aggiungano anche aeroporti che col fatto di Bing sono oscurati per il problema che praticamente certi aeroporti sono troppo vicini a zone militari e quindi li hanno, diciamo, oscurati. Bello per l'aeroporto di Marsiglia, proprio sei in acqua praticamente. Me lo godo. Rullaggio bello lungo. Adesso sbaglio, faccio come Fantozzi che vado vado in mare. Prepariamoci a un decollo veramente da pro. E sono curioso della differenza, perché è chiaro sì che il PC è super mega performante quello nuovo, però anche è vero che metterò tutto a cannone con un 2K, quindi dovrò stare attento a bilanciare bene le cose, perché sennò poi rischio a New York di ritrovarmi con un FPS abbondante. Quindi sempre, tanto il tutto cannone in 4K è impossibile anche su PC della NASA. Ok, qua sentiamo. Vai di spoiler. E un'altra cosa, bisogna capire anche il traffico, perché il traffico è una delle cose che mi convince meno, cioè non c'è praticamente il traffico a terra, non lo vedo per il momento. Ok ragazzi, pronti? Penso l'ultimo volo, quasi sicuramente con il procio vecchio. E andiamo a Ibiza. Andiamo delle ragazzette a Ibiza. Vai. Mamma mia, l'aereo sta un po'... Oh, c'è vento. Mamma mia, che fatica. Ok, allora adesso andiamo. Strumenti. Settiamo le cose da settare. Poi andiamo. CL, perfetto. E ci siamo. Lasciamo l'aeroporto di Marsiglia, direzione Ibiza. Preferivo la livrea vecchia comunque di Iberia, sono sincero. Questa non mi fa impazzire. Adesso aspettiamo un attimo, ci stabilizziamo e poi faccio la prova per... Il terreno l'ho messo, però... Cioè, che cazzo ho messo sta mappa? Proprio aspetta. Qua forse. Ah, qua. Ok. Però non c'è il terreno. Perché?
Cioè, qua c'è? E qua no, boh. Queste cose devo un po' impararle perché non conosco molto bene, sinceramente, sono sincero. Non sono pratico. Alla fine però non c'è pioggia, eh? C'era prevista pioggia, se non ho cambiato ancora il meteo come un pirla, vediamo. Tempo reale, oh. Meteo in diretta, niente pioggia. Cambiate le condizioni a Marsiglia a Senera. Airbus climb and maintain 12,000 feet. Ok. 12.000. Climb and maintain 12,000 feet, Airbus. Poi siamo stati recentemente qua vicino con Monte Carlo. Non è troppo lontano, eh? Nizza, Monte Carlo, Marsiglia. Forse è qua Monte Carlo. O qua, insomma, qua vicino, dai. Da qualche parte c'è comunque. Questa è l'unica cosa certa. Ok ragazzi, siamo in quota crociera 380 e procede tutto tranquillamente. Andiamo a vedere un attimo la mappa. Vediamo un po' qua. Pivus, grande Pivus. Abbiamo ancora stradina, però il problema è che è tutto mare, diciamo, quindi non hai uno scenario da un punto di vista estetico incredibile. Hai mare, arriviamo a Ibiza e ciao, insomma, cioè, parole povere così. Che altro siamo anche in linea, dopo faremo un piccolo circuito per l'atterraggio, però teoricamente insomma il meteo è bello, anche giorno. Abbiamo fatto atterraggio manuale, se sbagliamo questo siamo VIP, insomma. A 3000 effettivamente me l'hanno data un po' tardi la cosa, quindi passo da 28.000, da 280 a 3000. Speriamo di farcela, teoricamente sì, però a volte la TC sappiamo, con la TC purtroppo, ecco, la TC è una cosa da sistemare perché a volte ti dà troppo tardi come si dice, le indicazioni di discesa, che è un po' fondamentale, insomma, avere comunque le indicazioni nel momento giusto, però dopo rischi di scendere troppo in fretta e di non riuscire ad atterrare, però non sarà il nostro caso, perché noi siamo forti. Ok. Siamo ancora, insomma, pian pianino raga, pian pianino. 2,500. Se registro da adesso, ma ho avuto un po' di problemi con la manetta, per sbaglio l'ho toccata, rimettermi in velocità con l'attitudine esatta è un casino. Ok, siamo in discesa, per fortuna, ma purtroppo se non è settata su CL ti manda a puttane tutto, cioè pazzesco purtroppo. Non chiedetevi il perché, ma se non è settata su CL è un casino. Ok, adesso vabbè. Ci siamo, per fortuna. Adesso tra poco ci spariamo un bel screenshot. Tempo ideale, ma veramente siamo su meteo in diretta, sì, però vabbè. Diciamo che a Ibiza non si sta male adesso. Buono, sta scendendo pian pianino, tranquillo. Airbus cleared to land runway 6. Ottimo. Wind 190 No, oh, il bello è che non sono stati neanche vaneggi con la torre, ho fatto il vaneggio perché sono in uno spazio stretto e purtroppo capita.
Dai che voglio fare un bel screenshot, cazzo. Aspettiamo ancora un pochino. Sì, non troppo, che se no rischiamo che per l'atterraggio, cioè che per lo screenshot sbagliamo l'atterraggio, perché Cuba è famosissimo per queste cose. Che diciamo che è uno scenario discreto, ma ne ho visti di più belli. Ok, scegliamo così dalla parte sole. Facciamo così, dai. Ok, questa sarà l'anteprima. Ciao. Aspetta un attimo, perché sennò così non capisco niente. Ok. E adesso tocca al Cuba, dimostrare al mondo di essere un pro. Dai che la prossima sarà Venezia-Roma e si comincia con il Giro del Mondo. Pensa a questo simulatore tra non so, dicembre, tra un annetto sarà qualcosa, sarà tutto secondo me. Sì, pagheremo che praticamente diventeremo poveri, però sono convinto che metteranno tutti le add-ons possibili, perché giustamente devono mangiare anche i contenuti di terze parti, nel senso anche quelli diciamo, aspetta, scusate, nel cazzeggiare. Ok. Ne ho fatti di più belli. Però siamo arrivati. Touchdown! Touchdown! Ok. Airbus turn next taxiway. Va bene. Perfetto. Siamo arrivati a destination. Qui Ibiza, che scenario bello. Io mi ricordo che avevo Ibiza X con tutto scenario diciamo bello di Aerosoft. Questo bello sì, però ho preferito altri atterraggi. On 118.5. 118.5 for Airbus. Ok, adesso aspetta un attimo. Oh, viaggio verso il gate, senza il gate. Airbus taxi to the gate. Airbus taxi to gate 4. Taxiing to gate 4 Airbus. Ok, ottimo. Vedi, questo manca il traffico, vogliamo più traffico. È vero che risparmi sicuramente in risorse e tutto, però qua tagliamo un po', ragazzi, lasciatemi diciamo la porcata comendiana. Senza la porcata comendiana lo sapete che non posso finire il volo. Dopo sono sicuro comincia il Giro del Mondo, sbaglio l'atterraggio, guarda, ci scommetto quello che vuoi. Ok, non c'è però l'ometto non c'è. Ma senza l'ometto non so stare, però non puoi togliermi l'ometto. Ok. Allora. Servizi di terra. Bagagli. Ibiza ground Airbus, could you please send the baggage? Airbus, we don't know where the baggage is. Ah, non lo sanno, ok, ce li ho caricati, non lo sanno. Ibiza ground Airbus, could you please Grazie. send the jetway to No, ma sei gentilissimo, sei gentilissimo. Airbus, the jetway is going to be connected. Allora, ogni tanto si perdono i bagagli. Vabbè, queste cose devono sistemarle, dai. Che figata. Lo amo anche per questo, Fly. Airbus, we can't send your catering truck, please retry later. Ok.
Qua si è buggato qualcosa, secondo me. Ci siamo. Ok. E il servizio catering? Ah, riprovo più tardi, niente. Diciamo che a Ibiza non voglio fare un cazzo, vogliono solo divertirsi con le ragazzine. Vabbè. Oh, se volete stare con le fanciulle e godere, è meglio così. Però io sto anche lavorando. Vabbè, raga, un saluto del comandante veneziano. Prossimo volo. Giro del mondo. Ciao!